Io non penso, su WhatsApp. Telegram. Allora eccoci qua, allora continuiamo a parlare della questione terrorismo. Allora, abbiamo un po' di cose, però abbiamo anche parecchi telespettatori che vogliono intervenire. Allora, per prima questa sera la signora Michela ha detto che è urgente, che vuole intervenire subito, noi la accontentiamo. Signora Michela, buonasera. La ringrazio della sua ospitalità e di quella dell'editore e di tutti gli ospiti. Mi piaceva un'opinione su quanto le sto per dire adesso, perché io credo che stanno portando la destabilizzazione completa nei nostri territori e questi non hanno nessuna voglia né di integrarsi né di omologarsi con noi, ma solamente di condizionarci. Perché domani, ad esempio, a Pordenone ci sarà una manifestazione di marocchini per conto del fronte Belisario. Non so se ha presente un pezzo di Sahara conteso e quant'altro. Mi sembra che non sia un problema nostro, il fronte Belisario, un pezzo di Sahara, eccetera. Mentre a Vicenza mi si dice che pretendono di far tornare l'imam che è stato espulso, la comunità islamica vuole di nuovo l'imam che è stato espulso, quell'imam che diceva ai bambini marocchini di non ascoltare la musica perché è peccato, mentre ho sentito di un vescovo cattolico in Siria che dice che in Siria non c'è nessun dittatore. Ditemi qualcosa su tutto questo, perché non c'è da raccapezzarci di più. Grazie. Certo, grazie a lei. Sentiamo anche il signor Italo. Buonasera signor Italo. Carissimo dottor Trivellato, buonasera. Buonasera. Agli ospiti. Intanto le auguro una buona Pasqua di resurrezione, dico io, visto che non ho alternative pratiche, l'auguro a lei, alla sua famiglia e agli ospiti. Grazie, guardi, io sono convinto di una cosa, che la guerra, ed è questione di tempo, è una guerra persa. Oppositori dell'Islam in Europa saranno magari i cinesi, forse gli indiani se si muoveranno, ma certamente l'Europa, che questo piccolissimo lembo di terra che si stacca quasi dagli Urali, no? Ed è appoggiato sul Mediterraneo, guardiamola in un Atlante o in qualche cosa di concreto, è un lembo di terra, siamo avvolti e circondati da masse territoriali che sono immanenti rispetto a noi. Abbiamo una popolazione destabilizzata, diceva prima il professor Ermanno Casen, quando si è voluto le Brigate Rosse sono state distrutte in un battibaleno e naturalmente questo dipende dalla volontà degli USA, però vede professor Casen, la mentalità delle BR si è ricostituita, non fa più uso della forza ma fa uso di un altro strumento, la mente e l'idea. Se noi pensiamo per esempio che noi abbiamo ammazzato milioni di nostri figli attraverso l'aborto, abbiamo distrutto la famiglia, la piccola proprietà è un furto, non si parla più di spiritualità, di religiosità, cioè parliamo di burocratizzazione, di internazionalizzazione, perché conglobiamo la globalizzazione in un concetto di internazionalizzazione. Per me le Brigate Rosse strategicamente sono presentissime, e a parte gli oligarchi che attraverso la moneta e la finanza comandano in questo momento in Europa, è una mentalità politica da BR che gestisce la nostra contemporaneità, assolutamente. Comunque, ecco, tanto per concludere, per non rubare troppo tempo, grazie. Io penso che l'Europa sia destinata, è questione di tempo, saranno anni, non so chi, ma per esempio il terrorismo è una delle strategie, perché le strategie militari io qualcosina ne so, ci sono tantissimi modi di fare guerra. Pensiamo cosa è successo in Kosovo qualche anno fa, e a distanza di poco tempo l'ONU ha dichiarato il Kosovo una repubblica indipendente che prima era la culla dell'ortodossia e adesso è una repubblica islamica. Cioè, voglio dire, io sono professor Casen, sono veramente pessimista, guarda, è questione di tempo, l'Islam
Roma ha le sue strategie composite, c'è anche una parte che si presenta come pacifista o pacifica, ma l'Islam tende a conquistare l'Europa, l'ultimo obiettivo sarà Roma, tanto è vero che adesso le nuove correnti volevano passare attraverso i Balcani per conquistare quella parte di Europa che non ha voluto il riconoscimento cristiano, cattolico, giudaico o di cultura greca, che se loro avessero attaccato, diciamo, Grecia, Spagna e Italia, quelli attraverso le Alpi, i Carpazi, i Pirenei si sarebbero difesi in qualche modo perché hanno un altro tipo di cultura, mentre loro vogliono arrivare in Germania, Svezia, Norvegia e Finlandia e Olanda, e dopo Roma, che ha già preparato un'autostrada perché sono gli accordi di Andreotti e quant'altro, arrivano alla fine a Roma, ma io me la vedo molto ma molto brutta. Grazie, vi ringrazio e vi auguro buona Pasqua di resurrezione, sottolineo, e vi ringrazio. Grazie al signor Italo. Allora, due telefonate che per certi versi insomma presentano un quesito simile. La signora Michela: ci vogliono destabilizzare, il signor Italo è pessimista, dice questione ma ci facciamo destabilizzare però anche perché, guarda, noi abbiamo parlato per un mese qui in Italia dei diritti ai matrimoni gay, e siamo dei diritti addirittura alle adozioni, cioè abbiamo veramente un Occidente che è decadente, e quindi quando noi abbiamo perso la nostra identità, i nostri valori, è chiaro che gli altri trovano gioco facile da conquistare, e quindi non sono gli altri forti, siamo noi che siamo andati deboli, siamo noi che abbiamo perso veramente il senso della priorità e dei valori stessi, a partire abbiamo demolito la famiglia, abbiamo demolito la vita. Oggi veramente ciò che l'utilitarismo, l'edonismo portato all'eccesso, è chiaro, in fronte a una società così cosa vogliamo? Contrapporci a cosa? Che identità abbiamo? Non abbiamo più nessuna identità, l'abbiamo persa l'identità, e quindi sono forti gli altri perché siamo deboli noi. È pessimista? Io sono abbastanza pessimista, sì, soprattutto dopo le ultime leggi fatte in questo paese, in questa Italia, sono sempre più pessimista su questo. Io invece sono ottimista, nel senso che il realismo e l'attenzione alla conoscenza della realtà e l'esperienza anche storica ci consente di dire che se vogliamo questa sfida che è stata lanciata dall'ISIS prima e da imitatori più o meno esaltati tra il drogato e il fideistico che non è fideistico, perché abbiamo visto che le loro storie personali vengono da una realtà diversa da quella religiosa e di fede, sia vincibile, si deve vincere, altrimenti siamo veramente in una condizione tale da non poter più vivere, perché dobbiamo trovare una via d'uscita. Quindi io sono ottimista, e bisogna pensare che l'accesso in massa di queste realtà, anche con culture e pratiche religiose distanti dalle nostre, perché in fondo c'è l'Islam moderato, ma l'Islam in sé vede la teocrazia che governa anche la società civile, questo è il punto, piaccia o non piaccia. È vero che poi bisogna distinguere, ci si perde dentro quel mondo tra sciiti e sunniti, ma è solo l'inizio di una divaricazione, e poi si entra in 1000 rivoli, in 1000 storie, in 1000 esperienze. Ma è pur certo che laddove abbiamo una repubblica teocratica, e l'Iran ne è una espressione tra le più facili da leggere, la società civile, la democrazia non è possibile, e quindi abbiamo il Resta mondo... un fatto però, Morosini, scusi se la interrompo, che il maggior numero di vittime dei terroristi sono musulmani. Questo è il punto, non tutti i musulmani sono terroristi, mi pare fosse a Fallaci che l'avesse detto, ma tutti i terroristi sono musulmani. Che poi non siano praticanti come quelli che abbiamo visto è un altro discorso, trovano ispirazione. Ne parlavo prima, ma è un tema che meriterebbe approfondimento storico, partendo da quell'impostazione che aveva dato il professor Kasen. Probabilmente è una rivalsa storica, no? Ancora noi lo sappiamo che alla battaglia di Lepanto si è fermata un tentativo di invasione dell'Europa quando si diceva: i nostri cavalli mangeranno la biada sui vostri altari, e oggi si dice conquisteremo Roma. Infatti l'obiettivo per loro massimo di esaltazione, secondo me impossibile se noi ci sappiamo difendere adeguatamente, è quello di conquistare il luogo dove il cristianesimo ha la sua massima rappresentanza, che è il papato. Però, ripeto, io sono ottimista, io credo che questa battaglia possiamo vincerla se vogliamo.
soprattutto evitando, cominciando le cose più banali che molti l'hanno capita in ritardo. Non c'è un multiculturalismo se non c'è un territorio attrezzato per fare multiculturalismo. Quindi le entrate in massa che abbiamo avuto in questi anni sono ulteriore terreno di cultura di queste situazioni di pericolo potenziali che ci stanno quotidianamente assillando. Certo. Allora sentiamo invece la voce, invece questa volta in video, li vediamo in video, dei cittadini, come la pensano. Sentiamo le interviste che abbiamo raccolto. E tramite i social è stata veramente una brutta notizia. È da avere un po' paura in giro adesso, andare a viaggiare, anche girare così per Venezia, camminare con calma, è da avere paura, sul serio. Prima o poi si sa che nel momento che torna giù la calma della sorveglianza ritornano a colpire, non c'è niente da fare. È così. Un affare del genere assolutamente non deve succedere e le forze di tutte le nazioni debbono mettersi in testa che vanno in qualche modo controllata sta gente, non può essere lasciata libera di girare dove vuole. Non è un incubo, ma certamente bisogna intervenire, insomma, le autorità la polizia deve intervenire, questa gente non può non può viaggiare liberamente, sempre col problema che qualche cittadino ci deve rimettere, insomma. Sì, di controllare tutto e quando li prendono andare duri, insomma, ha capito? Tristezza, amarezza, rabbia. Si sapeva, lo sappiamo e accadrà ancora. E qua ci aspettiamo sempre qualcosa che succeda anche qua, perché li trovano dappertutto adesso, no, bisogna sempre stare allerta, ti aspetti che sotto casa. La paura è immanente nelle situazioni storiche e quotidiane che si verificano. Certo che c'è paura, però non è una paura che ci può portare a respingere una parte dell'umanità senza distinguere tra quelli che scappano dalla guerra, dalla fame, dalla miseria, dalla violenza e quelli che invece ci aggrediscono. Dobbiamo affrontare. Nella storia, nei secoli, abbiamo affrontato tante situazioni, ma anche altri popoli hanno affrontato le nostre violenze. Ci sono le conseguenze delle guerre che noi fomentiamo dappertutto. La gente deve dire mea culpa, perché quando si va a bombardare di là tutto va bene, perché qua non bombardano. Quando vengono qui gli stranieri e fanno gli attentati tutti quanti si meravigliano, no? E ora chi prima non pensa in ultima sospira. Allora questa è la voce dei cittadini, c'è timore, c'è preoccupazione, c'è chi dice ma anche colpa nostra, siamo andati a portare la democrazia e questi sono i risultati. Sì, no, ma non è democrazia. Forse questo qua è il risultato che qualcuno vuole raggiungere. Noi vorremmo dare tranquillità, ma qualcuno ha l'obiettivo, quello di creare paura, creare questi flussi anche di migranti, e molti che vengono per far fortuna e non avrebbero il titolo da essere nemmeno accolti secondo le convenzioni internazionali come rifugiati, altri vengono da luoghi effettivamente di guerra. Ma queste guerre qua in Siria, chi è che ha provocato questa guerra in Siria? Perché bisognava destabilizzare? Io da quanto ho letto anch'io testimonianze così ritrovate anche dirette anche di stessi cristiani che sono là in quelle zone là, che alla fine hanno subito una nostra politica occidentale che non è stata a loro vantaggio. Siamo andati là per destabilizzare, abbiamo stabilizzato l'Egitto, abbiamo stabilizzato la Libia, abbiamo creato le premesse perché poi questi flussi vengono verso di noi, ci cascano addosso. Quindi una certa responsabilità. E chi è la regia? A chi giova tutta questa destabilizzazione generale? Io una mia idea ce l'ho. Io credo che alla fine, ma la mia idea è quella che l'Europa si vuole affossare l'Europa, si è voluto affossare l'Europa quando in tutti i modi, e questo è uno di quello. La destabilizzazione politica attorno all'Europa è anche un obiettivo, perché c'è qualcuno che deve sempre continuare a dettarci legge, a stabilire cosa dobbiamo fare e permettere che non possiamo viaggiare con le nostre gambe per renderci sempre uno stato di dipendenza. C'è qualcuno che ci vuole dipendenti a vita e probabilmente è quello alla fine che ha interesse per destabilizzare tutto il sistema. Professor Casa, concorda? Sì, assolutamente c'è un fine in questo senso, aumentare la tensione e
fare partecipe la gente attraverso una guerra mediatica di questo pericolo imminente che sicuramente c'è, ma non è così capillare come si pensa. Queste erano persone individuate e individuabili come erano le precedenti, quindi si l'hanno lasciata campare, scusate, a qualcuno giovane. L'altro aspetto è che questi non frequentavano le moschee, quindi questi frequentavano altro tipo di attività religiosa, e parliamo appunto della setta, che non appartiene alla normale, diciamo, attività islamica e musulmana. Ma io passerei invece a vedere da dove arrivano i soldi. Sì. Interessante. Sì, uno degli aspetti sicuramente più scottanti è la questione dell'approvvigionamento economico, no? dell'ISIS. Abbiamo una cartina della Siria in questo caso che riepiloga un po' quelle che sono le postazioni, diciamo, i pozzi di petrolio. Allora, come vedete, per capire, l'ISIS è nella zona colorata di rosa più scuro. Il Kurdistan, i curdi sono nella zona verde, e allora come vedete ci sono... E a nord c'è la Turchia. E a nord c'è la Turchia, chiaramente. Le frecce azzurre indicano quelle che sono state le rotte seguite dalle autocisterne che arrivavano appunto in Turchia e che portavano il petrolio, come vedete, da Raqqa e poi da altre zone ancora. Quindi questa era tutta la parte, diciamo, dei campi petroliferi e delle raffinerie di petrolio della Siria. Tratteggiati invece ci sono l'oleodotto, il gasdotto, e in azzurro ci sono le stazioni per il pompaggio del petrolio. Un business milionario che adesso sembra sia un po' in discesa, diciamo, come... Allora, questo business passava tutto attraverso la Turchia, in particolare ad Alessandretta, che è quella parte a sinistra, quel golfo che c'è, l'ultimo, diciamo, a sud della Turchia. Lì ci sono Skanderum, sì, esatto. C'è una guerra dentro una guerra, come tutte le guerre. Allora la Turchia ha interesse nei confronti degli ISIS perché gli trasporta il petrolio e da quel porto arrivano le armi che vengono date all'ISIS. Secondo punto, quando c'è stato scusate, il petrolio passa di là, a un certo punto abbiamo avuto una notizia che era stato battuto un MiG russo, che sembrava avesse sconfinato in qualche maniera le linee, cioè lo spazio aereo turco. E ci fu un battibecco tra il presidente turco e Putin. Gli aerei russi, i MiG, bombardano quelle autocisterne. Tant'è che sono passati da un incasso quotidiano di 3 milioni di dollari al giorno alla cifra di 1,5 milioni. Quindi i russi hanno tagliato le risorse all'ISIS. Perché non fanno così anche gli altri? Come hanno fatto i russi? Perché hanno altri interessi. Perché l'importante è fermare il popolo curdo. E allora l'ISIS è contro il popolo curdo, tant'è che quando hanno conquistato la città di Kobane, il governo turco ha chiuso le frontiere, impedendo ai curdi turchi di poter aiutare i compagni curdi di Kobane. Fu riaperto dopo, quando Kobane fu parzialmente conquistata dall'ISIS, allora fu aperto così si potessero scannare meglio. Ecco. Allora, questa tattica l'abbiamo vista. Le armi che arrivano anche dall'Italia, uno dei compratori del petrolio, l'abbiamo trovato, è anche l'Italia, e lì su quel golfo lì
di Scanderum, che è la vecchia Alessandretta, arrivano le armi, che vengono chiaramente poi fornite dall'altra parte. Mi pare che sia abbastanza chiaro. E poi siamo qua, ma siamo ipocriti, stiamo qua, ma l'ISI, siamo noi, l'ISI, se si chiude il rubinetto, si ferma tutto, certo, si spegne subito tutto, è chiaro che siamo qui che alimentiamo finché alimentiamo con le armi da una parte e compriamo il petrolio dall'altra, cosa vogliamo combattere l'ISIS? Siamo noi che lo finanziamo. Questa ricerca l'abbiamo fatta in funzione di informare i nostri telespettatori che non è che è giusto che abbiamo paura, perché può succedere anche a Padova, anche al Santo, o anche a Vicenza o all'Arena di Verona. Però credo che ci sia tutta una serie di interessi che in questo momento tengono in equilibrio una determinata cosa. Certo. Questi sono gli scemi del villaggio che vengono utilizzati per fare dei massacri. A quale scopo? Mi sfugge. No, è una cartina fatta molto bene, professore. Il discorso è come ha detto lei giustamente, è tutta da parte turca in funzione anticurda, tanto vero che i curdi, questi giorni, i curdi della Siria hanno proclamato uno Stato federale all'interno della Siria. Non si sa se andrà in porto o meno, perché oggi è la terza conferenza, Ginevra 3 è fallita, proprio questa sera sono andati a casa tutti senza concludere niente. De Mistura, che coordinava tutte queste conferenze, in pratica, e mancavano, guarda caso, solo i curdi a partecipare. In pratica c'erano tutte le organizzazioni, mancava l'ISIS, al Jabhat al-Nusra mancavano, e se no c'erano tutti, in pratica. I curdi non dovevano partecipare a questa conferenza. E poi il discorso del presidente siriano lo ha detto il ministro degli esteri al-Muallim siriano, che il dittatore non lascerà assolutamente il potere, e questo dovranno mettere in testa, e questo già, in pratica ha già munito tutta l'opinione pubblica internazionale il fatto che Assad possa lasciare anzi addirittura c'è l'idea di creare uno Stato alevita, cioè proprio rafforzare ulteriormente il potere del dittatore. E purtroppo il discorso del petrolio, siccome i curdi dall'Iraq, dopo la caduta di Saddam, dopo secoli che non hanno mai potuto, per chi conosce il territorio del Kurdistan sa che il Kurdistan galleggia proprio totalmente sul petrolio e sul gas naturale, e i curdi non avevano mai potuto usufruire questa risorsa per il proprio benessere. Invece dopo la caduta di Saddam erano riusciti, con l'ausilio anche delle compagnie internazionali, tra cui anche l'Italia che compra il petrolio del Kurdistan, che doveva passare attraverso la Turchia al porto di Ceyhan turco per arrivare poi in Europa e anche in Italia, cosa che, facendo nascere ad hoc, come diceva giustamente lei, che è stata proprio creati questi cretini proprio per massacrare, hanno creato l'ISIS proprio dal 2014, anche perché l'ISIS ha una storia molto più indietro, perché il capo dell'ISIS originalmente era il giordano al-Zarqawi, che era uno proprio della città di Zarqa in Giordania, che è poi ucciso in Iraq. Abu Bakr al-Baghdadi era il suo braccio destro, che gli americani l'hanno preso, poi dopo l'hanno rilasciato. E il discorso che quando sento che si limita delle analisi talmente banali, talmente semplicistiche, cioè questo vuol dire veramente ingannare i propri cittadini. Perché non è giusto dire ai cittadini: no, ma guardate, sai, questi sono nati così, con la. No, questi sono stati creati ad hoc, innanzitutto per il fatto che i curdi dell'Iraq che sono sul procinto di dichiarare uno Stato curdo, giustamente, perché l'Iraq è inesistente, c'è uno Stato sciita fantoccio dello Stato islamico iraniano, e che non riesce ad andare avanti assolutamente. Oggi la notizia do ai telespettatori di TV7: gente morta di fame nella città di Fallujah in Iraq, morta letteralmente di
fame, cioè al terzo millennio in un paese che completamente galleggia sul petrolio, c'è gente che muore di fame, non di attentati o la guerra tra sciiti e sunniti, proprio di fame, cioè, e questo vuol dire proprio fallimento totale, perché hanno difenestrato Saddam, è andato benissimo perché sappiamo che personaggio era, ma non avevano un programma. Quando hanno lasciato l'Iraq, forse il programma non era avevano questo, un programma. No? A questo punto direi che sembra abbastanza evidente che il programma si è ripetuto poi in Libia. Sì, no, ma esattamente, perché poi la cosa che stanno ripetendo, la stessa cosa, per esempio, infatti quando ho sentito che l'Italia doveva mandare o dovrebbe mandare 5.000 soldati in Libia, cioè questo veramente essere anche è qualcosa è allucinante, perché a chi, contro chi? Contro chi? Cioè, basterebbe sapere contro chi. Ci sono in questo momento 3 governi, Tobruk, Tripoli e Sirte. 3 governi e 50 tribù. 50.000 tribù fatto a chi mandi? A chi mandi? E che questo vuol dire veramente mandare anche l'Italia nelle pantane libico, come l'hanno fatto con l'Afghanistan, e che hanno dovuto in silenzio abbandonare l'Afghanistan. Nessuno di noi sente parlare dell'Afghanistan, invece l'Afghanistan, chi segue la stampa estera, chi segue la stampa di quel paese, non c'è giorno di Dio che non ci sia un attentato, che non ci siano persone che vengono morti ammazzati, cioè questa è la realtà dei fatti, veramente. Certo, io inviterei la regia a riproporre l'ultimo SMS che hanno mostrato prima in sovraimpressione, che vorrei leggerlo un attimo con un po' più di attenzione, se fosse possibile. Vediamo se riusciamo. No, mi pare di no. Eccolo qua. Il popolo occidentale vede attraverso i media un individuo musulmano che si fa esplodere per uccidere. I loro media mostrano al popolo gli aerei occidentali uccidere i musulmani. Casi di scuole e ospedali, e questo è accaduto, questo è vero, quelli non sono nati in autonomia, non c'entra un piffero Allah o Cristo, è come colui che uccide e dà la colpa poi alla droga. Ecco, allora andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo e magari facciamo un commento anche su questo. A tra poco.